Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, nuova prima dell'estate perché poi si chiude, vero Massimo? Meno male, ce ne andiamo in vacanza, si chiude, però oggi parliamo del mio festival, il premio Mercurio d'Argento, vai! Allora, Mercurio d'Argento edizione 2025, ormai Massimo non so se tu personalmente la tua direzione artistica è arrivata alla terza o quarta edizione, correggimi. Non lo Mi sa che sono arrivato anche alla quarta, sai? Alla quarta. Allora, di questo festival e premio che si svolge tutti gli anni a fine agosto, in quel di Massa, una volta c'era sia Massa ma anche Marina di Massa, adesso mi sembra di capire che si è spostato più che altro su a Massa, con una piazza stupenda, se non vado errato, Piazza degli Aranci si chiama. Piazza Aranci, ma prima di tutto, siccome vorrei fare questa ultima chiamata alle arti, perché insieme a questo festival è collegato un contest per compositori che scadrà il 10 agosto, cioè entro il 10 agosto vanno consegnate le partiture che eventualmente poi saranno selezionate per la finale. Quindi allora parliamo subito di questo contest perché il tempo stringe. Massimo, vai. Sì. Allora, velocemente, quest'anno siamo tornati al contest classico del Mercurio d'Argento, dove abbiamo fornito un cortometraggio, questa volta un cortometraggio di 14 minuti di Massimiliano Chianese, Il desiderio di Paul, è una sorta di thriller che deve essere rimusicato da coloro che si iscriveranno gratis al nostro contest. Le informazioni e il corto da scaricare lo trovano su premiomercuriodargento.it nella sezione contest, per l'appunto, e lì ci sono tutte le informazioni del caso e bisogna consegnare entro il 10 di agosto, fine ultimo, il corto rimusicato ex novo da chiunque si iscriverà gratuitamente al contest, per l'appunto. Detto questo, il Mercurio d'Argento, che verrà quest'anno a svolgersi in maniera proprio preminente nelle giornate del 22 e 23 agosto, conterrà come ogni anno diversi workshop e poi le serate concertistiche dedicate alle colonne sonore, perché il Mercurio d'Argento è un premio, un festival dedicato alla musica applicata alle immagini. Bene, allora adesso parliamo subito dei workshop. Chi è che li terrà e dove si svolgono? Allora, i workshop si svolgono nella sala consigliare del comune di Massa, quindi proprio a 2 passi da Piazza Aranci. Quest'anno ho il piacere di ospitare, come ogni anno d'altronde, 4 ospiti speciali che terranno questi 4 workshop di approfondimento. Avremo Chris Ciampoli, compositore, cantautore e arrangiatore. Avremo il qui presente Marco Testoni, che ci racconterà il suo libro Come si ascolta un film, ma non solo. Poi avremo la coppia Giuliano Taviani, Carmelo Travia, reduci dal grande successo della colonna sonora di Ferzan Ozpetek, Diamanti. In questo senso vorrei un attimo aggiungere, a proposito di Taviani e Travia, che saranno premiati proprio durante il Mercurio d'Argento del premio Musa 2024, che viene assegnato dalla critica cinemusicale italiana alla miglior colonna sonora della stagione appunto appena passata. Lo hanno vinto appunto Giuliano Taviani e Carmelo Travia per la colonna sonora di Diamanti di Ferzan Ozpetek, quindi questa sarà l'occasione probabilmente nella serata di sabato per premiarli. A questo punto ripasso la palla a te per quanto riguarda il workshop di Licia Missori. E poi avremo Licia Missori, già nostra cara amica intervistata da noi a Soundtrack City, che parlerà della musica nei videogiochi. Poi ci saranno le serate concertistiche il venerdì e il sabato, la prima con Marco Fedalto e il suo ensemble orchestrale che regalerà una serata di musica di quelle veramente iconiche della storia del cinema. E poi il giorno successivo, l'ultima giornata del festival, ci sarà il concerto The Sounds of Legends dedicato ad Hans Zimmer, da una cover band ufficiale che Zimmer ha accettato con tanto di chapeau, di cappello, perché veramente questi ragazzi giovanissimi sono di una bravura esaltante. Quindi proprio colonna sonora da Dune, Inception, al Cavaliere Oscuro, Re Leone, chi più ne ha più ne ascolti.
Ma di dove sono questi ragazzi? Italiani o sono di Tutti altri? italiani, Sì. italiani, con la direzione artistica e diciamo progettuale di Marco Rampoldi, la direzione musicale di Diego Maggi e la direzione vocale di Gianluca Sambataro, ed è una produzione Raro e Teatro Franco Parenti di Milano. Un ensemble, credo che siano oltre una trentina sul palco. Alla faccia. Ah, ok, quindi insomma stiamo parlando di un evento musicale corposo da questo punto di vista. Allora, ricordiamo queste date. Allora, le date del premio Mercurio d'Argento sono il 22 e il 23 agosto, al pomeriggio i workshop, la sera i concerti. Bene, tutte le informazioni, come avete sentito, le troviamo sul sito, e quindi in sostanza Hans Zimmer c'è sempre, anche se non c'è, lui c'è, ci controlla, è ovunque. Alla prossima e buon Mercurio d'Argento. Grazie.